Non rappresenta un ritorno nostalgico al passato, assolutamente non è questo, è semmai il riconoscimento delle tante cose buone che la politica, i partiti hanno prodotto anche nel passato, di cui dobbiamo tenere conto. Il PD agrigentino rispolvera allora dopo 15 anni la festa dell'unità, una 3 giorni d'ampio respiro fra mostre, dibattiti, film, degustazioni e momenti di commemorazione, di ricordo, come quello riservato nell'appuntamento inaugurale di ieri sera della Kermesse alla memoria di Giacomo Di Benedetto, morto prematuramente poco più di 3 mesi fa, stroncato da un infarto fulminante. Immagini e parole per non dimenticare, una sintesi sul lungo e apprezzato operato di Benedetto nelle sue diverse vesti al servizio del partito e del territorio agrigentino come deputato prima e sindaco di Raffadali dopo. All'interno del video anche momenti significativi di vita privata, la sua grande passione, i viaggi, il suo grande amore, Ester Vedova, la donna che gli è stata sempre a fianco, visibile la commozione sul suo volto segnato dalla sofferenza. Commozione e sofferenza che ieri sera al Collegio dei Filippini l'hanno fatta da padrona durante la proiezione. Occhi lucidi tra chi ha conosciuto Giacomo Di Benedetto, tra chi gli è stato accanto in questi anni. La persona onesta, la persona che crede nei giovani, che crede nei valori della politica, che è l'espressione della bella politica, e questo è quello che ci deve rimanere. Il suo impegno si distingueva non solo per la trasparenza, la legalità degli atti amministrativi e anche di tutte le cose che faceva, ma la lotta contro la mafia era stato un punto centrale del suo impegno. Il PD agrigentino è orientato a dedicare a Giacomo Di Benedetto una scuola di formazione. È emerso ieri sera, scandita anche da un confronto sul tema comunicare la politica, comunicare le riforme. Presente tra gli altri il deputato regionale Fabrizio Ferrandelli. Si celebra la festa dell'unità, forse quella che manca nel PD siciliano. È l'unico modo per ritrovarla, credo che sia stando in mezzo alla gente, a chi ci vota, a chi non ci vota, a chi ci vuole mettere in discussione. Noi offriamo troppo spesso l'immagine di un partito rissoso, di un partito diviso, di un partito frammentato, e credo che fino a quando le ragioni sono quelle della politica daremo sempre questo spettacolo. Quando invece cominciamo a parlare nelle piazze, nei territori, le ragioni della gente, le ragioni dei territori, quelle che sono le istanze, lì veramente si può trovare un momento di sintesi.